Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto a mascherina, oggi impareremo come valutare un incontro, se vale la pena incontrare una persona qualsiasi esso sia, oppure valutare un luogo o valutare una situazione. Potrebbe essere un posto di lavoro, oppure potrebbe essere un incontro con una persona a cui noi ci teniamo o una persona che noi non conosciamo. Però prima di fare questo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard, il vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche eventualmente in Telegram. Qui sotto vedete in descrizione i link, quindi qui sotto potete scendere sotto il video e nelle descrizioni ci sono i link. Poi anche abbiamo il gruppo di Telegram dove alle 20:30 abbiamo appunto questi incontri di studio ogni lunedì di esoterismo, e se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Bene, detto questo iniziamo con la pillola. Qui vediamo il quadrante radiostesico per la valutazione, che sapete lo trovate gratuitamente nel sito ilcapitano.altervista.org. sono tutti gratuiti questi circuiti e quadranti radiostesici nel sito. Vediamo un po'. Prima di tutto mettiamo qua il testimone, che sapete che può essere una fotografia, un cappello, un oggetto della persona, tipo biologico chiaramente, potete mettere un batuffolo con un po' di saliva, oppure un pezzettino di unghia, oppure se non avete niente potete mettere qui nome, cognome e data di nascita. Quindi vediamo prima di tutto se... chiediamo al pendolino se va bene incontrare questa persona, e il pendolino in questo momento qui vedete che ci risponde con il sì. Quindi noi questa persona, questo luogo, questa situazione, il pendolino ci dice sì, possiamo incontrarla. Bene, visto questo passiamo al prossimo circuito, quadrante radiostesico. Siamo sicuri che possiamo incontrarla, ma vogliamo valutare altre cose che potrebbero essere importanti, perché noi potremmo anche incontrare una persona che è così cosina. Noi vogliamo essere sicuri di chi incontriamo, quindi chiediamo come sarà l'incontro, perché potrebbe essere una cosa che dobbiamo incontrare karmicamente, quindi è impossibile non incontrarlo, però ci dice che l'incontro, vedete, sarà molto favorevole. Vi ricordo che questo quadrante radiostesico per la valutazione e trattamento lo potete sempre trovare nel sito ilcapitano.altervista.org nella sezione download dei ebook. Bene, abbiamo visto che qua, vi ricordo che qui si mette sempre il testimone. Passiamo alla prossima, quadrante radiostesico, e qui ecco, vedete che c'è un nuovo quadrante, che è la scala di coscienza di Havix. Vedete, questo lo potete tranquillamente trovare nel sito del capitano. Vedete, questo perché noi vogliamo anche vedere la qualità di chi andiamo a incontrare, e questo signor Havix ha creato questa scala. Quindi potrebbe essere una persona con infamia, con colpa, con apatia, con dolore, con paura, con brama, rabbia, coraggio, neutralità, buona volontà, accettazione, ragione, amore, gioia, pace e illuminazione. Così diamo subito uno sguardo a questa persona di che tipo di qualità è. Quindi mettiamo qui il testimone di questa persona e valutiamo questa persona che noi incontreremo. O potrebbe essere anche un gruppo esoterico, potrebbe essere anche un percorso di studio che stiamo facendo, capite? Può essere qualsiasi cosa che è in rapporto a noi. E vedete che questa situazione qui ha buona volontà, vedete? Il pendolino va sulla buona volontà. Quindi col quadrante radiostesico Havix noi sappiamo che questa persona, questo studio o questo gruppo ha della buona volontà. Quindi passiamo al prossimo. Perché vogliamo andare in profondità, no? Ad esempio vogliamo sapere a che ora possiamo incontrarlo, o a che ora sarebbe meglio incontrare questa persona qui, perché magari è per un incontro amoroso, oppure potrebbe essere
per un incontro di divertimento, un viaggio, qualsiasi cosa, vediamo un po', mettiamo sempre nel centro il nostro testimone e chiediamo a che ora sarebbe l'ideale con questa persona che ha buona volontà. Allora ci dice alle 10, perché magari ci ha chiesto lui che orario andrebbe bene. 10 e alle 10:10, quindi noi sappiamo che alle 10:10 quando incontreremo questa persona sarà molto positiva. Però noi vogliamo andare anche in profondità, nel senso che vogliamo sapere quando incontreremo questa persona alle 10:10, no? In che periodo dell'anno, perché magari potrebbe essere anche che noi decidiamo di fare un viaggio, oppure che lui ci ha detto torno dalle vacanze, dimmi un periodo dell'anno in cui ci possiamo incontrare, oppure è uno studio che tu puoi iniziare online e vuoi decidere in che mese dell'anno vuoi iniziarlo. Quindi voi mettete per iscritto la foto, qualsiasi cosa che riprenda il testimone, prendete il pendolino e chiedete in che periodo dell'anno sarebbe ideale incontrarlo. E quindi vedete che è in luglio, vedete? Quindi adesso abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto che nel primo quadrante radiostesico abbiamo la possibilità di sapere se andava bene per noi e ci ha detto di sì. Nel secondo quadrante radiostesico abbiamo visto che sarà una cosa molto interessante. Nel terzo quadrante radiostesico abbiamo visto che una persona ha un luogo di buona volontà. Nel quarto quadrante radiostesico abbiamo visto l'orario in cui sarebbe ideale incontrarlo, e nel quinto abbiamo visto che in luglio la cosa sarebbe perfetta. Quindi vedete, con questi quattro circuiti, di cui questo qui è una prima visione, vedete, noi possiamo essere quasi sicuri matematicamente che la cosa andrà a buon fine per noi. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato una piccola pillola. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Riccardo e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie amici e alla prossima, ciao!